Ben ritrovate e ben ritrovati nello studio podcast di Sardegna Gol, oggi in compagnia di Franco Meloni dei Riformatori Sardi. Ciao Franco, grazie per essere con noi oggi. Grazie a voi, buonasera a tutti. Franco, grazie a te si deve la creazione dell'azienda ospedaliera Abruzzo, divenuta punto di riferimento regionale per tante patologie, specialmente per i trapianti. Nell'ultima riforma sanitaria si è scorporato, giusto per ricordare alcune milestone, il San Michele dal microcitemico e dall'ospedale oncologico. Che idea ti sei fatto di questa ultima riforma sanitaria? Io credo che sia una buona riforma, al di là della separazione tra il brozzolo oncologico da una parte e il microcitemico dall'altra, che è una vera e propria fesseria sesquipedale. A parte quello, la riforma è una buona riforma, sta funzionando, sta cominciando a funzionare. Bisogna tenere presente che una riforma di un sistema così complesso qual è il Servizio Sanitario Regionale in Sardegna, che ha più di 20.000 dipendenti e quasi 4 miliardi di euro di budget, richiede tempo, quindi dobbiamo dargli il tempo di entrare pienamente in vigore. È in vigore da 2 anni, diamogli un altro paio d'anni e poi magari nella prossima legislatura, se ci sarà bisogno di correggere, la correggeremo. I cittadini e le cittadine dell'isola sembrano subire passivamente la riorganizzazione del sistema sanitario regionale, che puntualmente si ripresenta ad ogni nuova legislatura. Secondo te, visto che il sistema sanitario regionale sembra più una tela di Penelope dove ciò che è stato disposto nel precedente governo improvvisamente si ritrova disfatto dal successore, non incidendo così nei veri problemi della sanità, è un modo, proprio di ragionare e cercare di risolvere il tema della sanità in Sardegna? Infatti bisogna finirla di fare questi cambi ad ogni cambio di legislatura, che la vera ragione dei cambi all'inizio della legislatura qual era fondamentalmente? L'abbiamo fatta tutti, quindi non sto dando la colpa ai nostri avversari della sinistra. Abbiamo fatto tutti, quella di cambiare tutto per poter cambiare i direttori generali nominati dalla precedente amministrazione. Bene, è ora di finirla, è ora di dare stabilità alle aziende, è ora che i direttori generali provino davvero a far vedere quello che sanno fare. È ora di smetterla con l'invadenza dell'assessorato, che è diventato un organo di gestione, non più di controllo e di vigilanza. È ora che diamo ai direttori generali degli obiettivi precisi, dei soldi ben precisi sin dall'inizio dell'anno e poi a fine anno li valutiamo. Hanno raggiunto gli obiettivi, hanno speso come quello che dovevano spendere, bene, restano dove sono, se lo ricambiamo. Come si fanno a ridurre le liste d'attesa anche stanziando corpose risorse se poi alla fine nella regione non ci sono i medici? Beh, guarda, Gabriele, intanto c'è un errore nel tipo di spesa, perché questi soldi, se vogliamo spendere soldi per ridurre la lista d'attesa delle prestazioni, tra virgolette, banali, cioè delle visite specialistiche, degli esami radiologici, eccetera, la cosa migliore è darle ai privati, perché sono più efficienti di noi, che poi non sono privati, sono pubblico a gestione privata. Per il cittadino andare in un ospedale pubblico e in un ospedale privato è esattamente la stessa cosa, ci va col suo foglietto rosa. Quindi per prima cosa io investirei più sulla parte privata, che è più agile, più flessibile, quindi può dare molte più prestazioni rispetto al pubblico e costa anche molto di meno. In secondo luogo è un tema molto difficile, perché la sanità è un settore particolare dove l'offerta di una prestazione non esaurisce la domanda, anzi più delle volte la amplificano, perché giocano tutte le componenti psicologiche che non ci sono nel commercio normale, ci sono però nella sanità. Ci troviamo di fronte a dei cittadini, a dei nostri fratelli e le nostre sorelle che si rivolgono a noi nel momento della sofferenza, nel momento dell'angoscia, della paura. Quindi hanno tutta una componente psicologica che bisogna tenere assolutamente in considerazione. Comunque si può fare qualcosa per le liste d'attesa, io sono sicuro che si farà, però senza aspettarsi miracoli da un giorno all'altro. Per sopperire alla carenza, atavica di medici nell'isola, si parla spesso di rimuovere questo limite all'iscrizione alla facoltà di medicina e chirurgia. Ma secondo te, allo stato attuale, le università della Sardegna, mi riferisco a Cagliari e Sassari, sono, pronte da un punto di vista sia logistico che delle risorse umane per, in una situazione ipotetica, poter iniziare ad allargare questo limite? No, forse non sono pronte perfettamente, però io sono del parere che bisogna fare qualche cosa e che se aspettiamo che tutto sia perfetto non faremo mai nulla. Bisogna farlo e bene hanno fatto l'università e la regione ad ampliare i posti nelle scuole di medicina, nelle scuole di scienze infermieristiche, nelle scuole di tecnici di radiologia e di laboratorio. Ci vogliono più persone. Il problema è che adesso siamo arrivati a circa 1400 posti disponibili dal prossimo anno accademico in tutte queste scuole che ho citato.
troveremo 1400 giovani sardi disponibili a fare queste scuole, perché 18 anni fa sono nati circa 12.000 bambini, ma l'anno scorso ne sono nati 7.500, cioè fra 18 anni, quando avremo bisogno di almeno 1.400 professionisti della sanità, non avremo la popolazione che possa andare a occupare quei posti nelle scuole. Quindi è un problema a cui la classe politica deve cominciare a pensare in ottica futura, pensare a far venire qui degli studenti da altri paesi, dall'Africa, dall'Ucraina, insomma da altri paesi dove hanno una sovrabbondanza di giovani, farli venire qui, fargli fare le scuole qui, poi fargli fare le scuole di medicina, le scuole di scienze infermieristiche, in maniera da avere comunque una classe di professionisti preparati. Altrimenti fra 18 anni o fra 28 anni, perché poi per formare un medico ci vuole 10 anni, noi ci troveremo veramente in difficoltà. La Sardegna ha un numero elevato di medici per abitante rispetto ad altre regioni italiane, ma allora perché i medici nella nostra isola si licenziano, perché i concorsi vanno deserti e perché i giovani medici vanno all'estero o in altre regioni d'Italia a cercare migliori fortune? Sono tre domande diverse. La seconda è quella del perché i medici si licenziano. Sì, sì. Bah, insomma, bisognerebbe vedere i numeri esatti, perché si licenziava anche ai miei tempi. Si licenziano perché preferiscono fare la libera professione, perché oggi possono guadagnare di più o guadagnare altrettanto facendo la libera professione che non avendo un padrone, un primario che gli dà gli orari, gli obbliga. Insomma, una vita più comoda quella di fare il libero professionista, quindi è umano che possa essere così. Reperibilità, non so. Sì, reperibilità, turni, eccetera. Se uno non è fortemente motivato, ad esempio dalla sala operatoria, dalla chirurgia, eccetera, è facile che dica, ma insomma, a me chi me lo fa fare? È una cosa umana, e succedeva anche prima. E per quanto riguarda il discorso dei concorsi che vanno deserti? Dei medici che vanno via, quella è l'altra o anche domanda. Concorsi che vanno deserti? Sì. I medici che vanno via, il problema non sono i medici che vanno via, come non sono in generale i nostri giovani che vanno a lavorare fuori o a studiare fuori. Io ho un figlio che è andato a studiare fuori e che lavora fuori con grandissima sua soddisfazione, anche con grandissima soddisfazione mia. Il problema non è quelli che vanno fuori, il problema è che noi non siamo attrattivi, perché noi dovremmo mandare i nostri giovani in America, in Inghilterra, in Germania, ma dovremmo ricevere a nostra volta giovani dall'Inghilterra, dalla Germania. Invece non li riceviamo, quindi significa che non siamo attrattivi, che il tessuto sociale, il tessuto economico della regione è asfittico. E i concorsi che vanno deserti, vabbè, quello è un momento purtroppo dovuto a una politica scellerata sul numero chiuso. 20 anni fa, 25 anni fa, quando è stato istituito il numero chiuso, ci siamo tutti innamorati un pochettino di questo numero chiuso, ci siamo fatti travolgere da una ventata tecnocratica, chiamiamola così, convinti di poter programmare il futuro nei minimi particolari. Bene, abbiamo sbagliato, bisogna ammetterlo, oggi si è ammesso, i posti sono di nuovo liberi, o non liberi, ma insomma sono molti di più, quindi speriamo che se si trovano i giovani che vanno all'università a studiare, che si possano risolvere il problema. Secondo te, con l'autonomia differenziata, i problemi della sanità sarda potranno acuirsi oppure è una strumentalizzazione del centro-sinistra, questo problema legato all'autonomia differenziata? No, non vedo come, perché sostanzialmente nella sanità già c'è una sorta di autonomia anche delle regioni a statuto ordinario. Qui dicono, vedremo come uscirà il testo definitivo dalle aule parlamentari, ma dovrebbero essere garantiti i LEA, dovrebbero esserci i soldi per garantire i LEA, quindi io non mi sento molto preoccupato, insomma, mi pare che quello di dare questa riforma in pratica in cosa consiste, se ho capito bene, perché non sono un costituzionalista, di dare alle altre regioni più poteri di quelli che hanno originariamente. La partita si gioca sul come distribuire le risorse, perché noi e le altre regioni del sud siamo regioni che ricevono risorse dalle regioni del nord. Le regioni del nord sono regioni che pagano agli altri. Che idea ti sei fatto dei gettonisti e del cosiddetto apporto di medici stranieri che molti criticano? Allora, io sono sempre stato in tutta la mia carriera un individuo pratico e lo sono anche adesso. Benvengano i gettonisti, benvengano i medici stranieri, benvengano tutti quelli che ci possono aiutare a ridurre la sofferenza delle persone. Benvengano tutti quelli che ci possono aiutare a ridurre le liste d'attesa. Benvengano tutti quelli che ci possono aiutare ad accorciare i tempi di attesa per un intervento di un tumore o roba del genere. È possibile pensare, secondo te, a un sistema
regionale della sanità svincolato, slegato dalla discrezionalità politica. Io mi riferisco molto spesso alle cosiddette nomine dei vari direttori sanitari, amministrativi. Sarebbe bello, anche perché francamente negli anni abbiamo visto delle nomine che definire ridicole è proprio un eufemismo. È stata nominata gente senza né arte né parte o quasi, insomma, solo con i titoli formali, ma senza nessuna capacità di leadership, senza nessun carisma, senza nessuna capacità di trascinare gli altri, di convincere gli altri del sense of mission di un'azienda sanitaria, che non è un ufficio pubblico dove si lavora dalle 8 alle 14 e si esitano pratiche o foglie di carta. È un posto dove si ha a contatto tutti i giorni con i drammi delle persone. È una cosa che dovrebbe essere affrontata con una sensibilità completamente diversa rispetto a un pubblico opinione. Invece mi pare che questo si è trascurato, che si è perso un pochettino questa sensibilità, questa empatia verso i malati, e che si è scelta la strada dell'impiegatizzazione delle risorse sanitarie. E questo è un grandissimo problema. Sì, questo è un grandissimo problema. Secondo te? Io credo che una delle riforme che aspettano la prossima maggioranza non sarà quella del numero delle ASL, che ormai quelle più o meno resteranno così per qualche anno, sarà quella del riconquistare la coscienza, l'animo, l'entusiasmo, la voglia di partecipare dei nostri medici e dei nostri infermieri, quello di farli sentire parte di qualche cosa che sia più grande di loro. È un'aspirazione universale dell'essere umano, quella di sentirsi parte di qualcosa più grande di sé, di una grande religione, del tifo per una grande squadra di calcio, ma ognuno si sente parte di un progetto più ampio e porta il suo mattoncino al successo. La stessa cosa deve essere nella sanità, con ancora maggior ardore. Tu hai parlato di portare, diciamo, questa sorta di spirito di corpo tra i vari operatori della sanità regionale, ma come si riporta il consenso dei cittadini verso la sanità regionale? Parlando chiaro, intanto dicendo ai cittadini: non illudetevi che chiunque vinca le elezioni dal giorno dopo si risolvono i problemi, perché, lo ripeto un'altra volta, non esistono soluzioni semplici per problemi difficili, e questi sono problemi davvero difficilissimi. Esiste la possibilità di fare un lavoro che nell'arco di 2 o 3 anni porti, non dico a dimenticarsi dei problemi della sanità, ma a farli diventare una cosa trascurabile, una cosa sopportabile, una cosa accettabile. Occorre pazienza, occorre tempo, occorre una rivisitazione del paradigma della sanità attuale. Noi oggi, quando pensiamo alla sanità, pensiamo agli ospedali. Gli ospedali sono importantissimi e noi sicuramente dovremo costruire 4 nuovi ospedali, dovremmo ristrutturare quelli che ci sono, perché insomma viviamo il paradosso che la Regione fa regole di accreditamento per gli ospedali che valgono per i privati, ma non si possono applicare al pubblico, perché sennò bisognerebbe chiudere gli ospedali pubblici. Questo è uno scandalo che deve finire. Noi dobbiamo dare al cittadino le stesse garanzie, sia che si rivolga all'ospedale privato sia che si rivolga all'ospedale pubblico. Certo. E allora dobbiamo cambiare il paradigma della sanità, diciamo, cioè spostarci verso la territorializzazione. Dobbiamo garantire al cittadino di essere quello che si chiama oggi la presa in carico, con la medicina di prossimità, con la telemedicina. In un servizio sanitario nazionale che funziona bene, paradossalmente, non ci dovrebbero essere gli ospedali, perché la gente non si dovrebbe ammalare. La famosa prevenzione. Prevenzione, la presa in carico per la prevenzione. Prendiamo in carico cittadini. C'è anche la prevenzione, certo, ma prendiamo in carico cittadini che hanno già dei problemi. A Nuoro da poco il direttore generale, che è bravissimo, ha fatto... Paolo Cannas ha fatto un progetto per cui ha preso in carico 400 pazienti con scompenso cardiaco con una centrale di telemedicina. Li controllano a distanza. Appena vedono che c'è qualcosa che non va, intervengono subito, prima che si manifesti una patologia seria che porti al ricovero in ospedale. Hanno ridotto di non so quanto percentuale i ricoveri ospedalieri per quella determinata patologia. Ecco, questo è un esempio di quello che si deve fare. Si deve fare per i diabetici, si deve fare per i trapiantati. Tra i 4 contendenti alla presidenza della regione, secondo te chi è più sul pezzo della sanità, sulla sanità? E soprattutto, ascoltando le varie dichiarazioni, secondo te chi è che proprio, diciamo, ha la sparata più grossa? Ecco.
Allora, io sono di parte, quindi lo dico subito, il mio partito, il Riformatore, è schierato per centrodestra, quindi sono di parte. E credo che Truzzo sia quello più del programma che ho letto, che è stato scritto dallo staff del Presidente, da lui rivisto, certamente è il programma più fondato, più serio, più attendibile, più credibile, in cui non si promettono miracoli, si promette che si farà un grande lavoro per cercare di migliorare. Il secondo in ordine di gradimento è quello di Soru, che Soru sa di che cosa parla, perché ha fatto già un'esperienza sulla sanità che gli è costata carissimo, perché lui ha fatto un'esperienza negativa con un assessore che è tutt'oggi forse l'assessore più impopolare della storia degli assessori della sanità. Al di là dei meriti, al di là dei suoi demeriti anche, che pure sono tanti, chissà perché ha conservato questa immagine fortemente negativa. Solo ha capito la situazione essendo molto intelligente e quindi si propone di fare cose diverse e cose più, soprattutto meno a muso duro, meno arrogantemente, meno sfida agli interlocutori, è disposto ad ascoltare e ascolta. La Todd mi sembra una propaganda generica, parla di cose generiche, di cose, frasi belline, ma non dice nulla di Il famoso libro concreto. di sogno, come direbbe qualcuno. Sì, facciamo questo, miglioreremo la sanità, elimineremo le liste d'attesa. Sì, ma come? Qual è la soluzione? Ne hai idea di come fare per eliminare le liste d'attesa? Ne hai idea di come fare per passare dalla medicina prevalentemente centrata sugli ospedali a una medicina prevalentemente centrata sul territorio? Hai idea di che cos'è la medicina di prossimità? Hai idea di che cos'è la presa in carica precoce dei pazienti? Di questo non ne parla. Quindi può darsi che sia bravissima e che se vince lei cambierà davvero la sanità per i prossimi decenni, però per il momento non ne ha parlato. Grazie Franco per essere stato con noi oggi. Noi ci rivediamo al prossimo podcast. Grazie per averci seguito e a presto. Grazie a voi.